Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Oggi un appuntamento speciale perché come vedete già nell'ora abbiamo ritardato sul palinsesto perché Io Compro Siciliano è presente a questo grande evento che si svolge in Sicilia ed è la 65esima edizione del Palio dei Normanni a Piazza Armerina. Pensate, il Palio dei Normanni è una delle manifestazioni più belle e più antiche che si svolge in Italia e ne vantiamo proprio questa edizione in Sicilia. È appena terminata la conferenza stampa, abbiamo ascoltato il primo cittadino, Nino Cammarata, che ha aperto questa conferenza, ne abbiamo tra l'altro anche mandato in parte la diretta, ha aperto questa conferenza dicendo che il Palio dei Normanni quest'anno in Sicilia si è voluto con grande forza e con grande passione realizzare e tre sono state poi le parole d'ordine: in sicurezza, quindi assolvendo a tutti quelli che sono non solo gli obblighi, ma le attenzioni rispetto al caso. La seconda parola è una rivisitazione di quello che è il palio in veste tradizionale, perché ogni anno a questo palio accorrevano migliaia di ospiti, di visitatori, di turisti, con oltre, pensate, una presenza di 1000 tra attori, comparse. Quest'anno una spettacolarizzazione, un po' un gran galà del palio, ci saranno attori, saltimbanchi, naturalmente con un numero sicuramente ristretto, una visione teatral musicale firmata dalla regista Gisella Calì, tanti attori importanti di importante calibro saranno protagonisti di questa manifestazione, di questa spettacolarizzazione che si svolgerà giorno 13 di agosto. Giorno 14 d'agosto invece la giostra del Saraceno, saranno presenti grandi, anche qui sempre in tutta sicurezza, spettatori che potranno sia per il 13 che per il 14 prenotare per partecipare visivamente allo spettacolo collegandosi al sito www.cdbox.it e sarà possibile acquistare i biglietti. Beh, Io Compro Siciliano trasmette questa ultima puntata qui da Piazza Armerina, ultima puntata di Io Compro Siciliano Live. Naturalmente ci fermeremo per qualche giorno e poi riprenderemo dal 1° di settembre. Voi sapete, noi siamo partner ufficiale ed esclusivo del Palio dei Normanni, per cui domani e dopodomani, quindi 13 e 14, saremo qui a raccontare quello che accadrà sia per la spettacolarizzazione sia per quello che riguarda la giostra vera e propria del Saraceno. E lo racconteremo in modo particolare perché faremo il live, ma in tutto questo interventi, partecipazioni, contributi da parte degli ospiti presenti che racconteranno aneddoti. Ci saranno ospiti importanti che sono venuti a trovarci da altre parti, non solo della Sicilia, ma dell'Italia, del mondo. Insomma, sarà veramente un grande appuntamento. Noi inizieremo adesso scambiando qualche parola direttamente con l'assessore al turismo Ettore Messina. L'assessore Ettore Messina, anche lui durante questo intervento, durante la conferenza stampa, ha voluto sottolineare quello che vi dicevo poc'anzi: la sicurezza, l'entusiasmo, una nuova visione del palio, quindi l'innovazione legata a questa chiave di lettura che quest'anno è stata utilizzata in maniera esclusiva e poi naturalmente la grande passione che unisce tutti, e dico proprio tutti, coloro che hanno lavorato e che partecipano e che vivono ogni anno il Palio dei Normanni. Io ho qui accanto a me l'assessore Ettore Messina e con lui vorrei scambiare qualche parola dopo questa conferenza che si è svolta proprio e si è chiusa proprio qualche minuto fa. Assessore, noi siamo veramente molto felici di trovarci qui.
Una cosa importante è che poi la passione ha mosso e muove quello che è l'entusiasmo di tutta la città, perché non ci si è fermati nemmeno davanti a questo periodo storico. Voglio ricordare che il Palio dei Normanni è l'unica manifestazione storica che non si è fermata, e da qui vorrei partire. Sì, è importante far capire che non siamo pazzi o incoscienti, ma semplicemente evitiamo di strumentalizzare il problema. Quindi in molti casi io ho visto che questa emergenza sanitaria, non per fare polemica, ma ho assistito alle ribalte politiche di molti amministratori locali che, limitandosi a dare le prescrizioni e comunque delle informazioni legandosi al tema sanitario, hanno ottenuto molti consensi. Questo è veramente facile. Quello che invece facile non è pensare a una ripartenza, pensare a come superare il problema e l'ostacolo, spendersi con grandi sacrifici che si possono fare solo se si è appassionati al territorio e a quello per quello che si fa. Quindi noi abbiamo voluto, diciamo una parola, sfruttare questa emergenza sanitaria che ci impone rigorose restrizioni per poter realizzare qualcosa che prima non c'era. Un documento, un docufilm, che sarà divulgato già da subito in tutti i più importanti festival del cinema e dei mediometraggi, un documento che verrà poi divulgato anche come momento informativo per le scolaresche, non solo locali, un documento che prima non aveva. Che prima. Una rivisitazione, mi piace sottolineare, Assessore, c'è anche una nuova chiave, dicevo prima, perché la tradizione si interseca poi insieme all'innovazione, perché ci sono state tante cose innovative. Quello che lei adesso sta dicendo, che è proprio anche questa realizzazione di questo docufilm, ma parlavate anche durante la conferenza stampa addirittura un gioco, è stato Ora ve lo creato faccio un vedere. gioco, pensate, e questo quando, ripeto, la tradizione diventa innovazione, e questo significa poi girare quella che è una comunicazione importante legata ad un evento artistico e storico. Cosa accade? Accade che proprio in periodo, ed ecco poi quando noi diciamo spesso anche durante i nostri live, è il periodo negativo che diventa opportunità, che diventa nuova idea, che diventa sviluppo. Pensate un po', guardate cosa accade in periodo Covid. Abbiamo immaginato di poter far parlare comunque il Palio dei Normanni, avendo nessuna certezza e forse addirittura l'idea di non poterlo fare questo palio. Abbiamo pensato comunque di divulgare il messaggio del Palio dei Normanni, e quindi la cosa che ci è sembrata più opportuna fare è stata quella di realizzare un gaming, un videogioco, un videogame che potesse essere divulgato tramite i più importanti social. Se volete ve lo faccio vedere. Sì, certo, facciamolo vedere un attimino. Questo è il videogioco del Palio dei Normanni. Clicco qui. Squillino le trombe. Scegliamo un quartiere, ad esempio questo. Faccio vedere. Questo addirittura che si vede è il vero presidente del comitato di quartiere. Ecco, io adesso, questo è anche un po' per darvi un'idea, carissimi amici, del fatto di sempre. Noi parliamo spesso di tradizione che diventa innovazione, e questo diventa proprio un mezzo, perché diceva l'assessore durante la conferenza stampa, pensate, siamo addirittura arrivati in Oriente. Questo diventa importante e diventa soprattutto un modo facile per entrare anche all'interno di un pubblico giovane, per far conoscere la nostra storia. Io, oltre ad avere qui accanto a me l'assessore Ettore Messina, vorrei chiamare anche il primo cittadino. Il primo cittadino ha aperto con
con grande emozione, grande passione, così come ha detto lui stesso durante la conferenza stampa, perché è la passione poi che ha mosso veramente tutto affinché questo Palio dei Normanni, giunto alla 65esima edizione, si realizzasse con forza. E vorrei chiamare qui accanto a me il dottor Nino Cammarata. Buongiorno, eccoci qua. Noi stiamo cercando tra l'altro di darvi in maniera immediata, così come vedete, anche scorci di Piazza Armerina, perché oggi siamo proprio qui presenti alla conferenza stampa, accanto a me il primo cittadino. Dottor Cammarata, lei ha aperto questa conferenza di oggi con una forza, una passione che ha conquistato tutti i partecipanti, basandosi su 3 cose: la sicurezza, la nuova visione, quindi di innovazione, e poi la grande passione che muove Piazza Armerina e tutti i siciliani. Sì, assolutamente, quest'anno è stata una vera e propria scommessa, nonostante le forti preoccupazioni, a maggior ragione un forte senso di responsabilità che ci impone e vogliamo fortemente che vengano rispettate tutte le norme e tutti i protocolli di sicurezza. Come ho detto in conferenza stampa, un lavoro che chiaramente continua da settimane con il commissariato locale, quindi con la questura di Enna, con la prefettura, e quindi ovviamente volto a garantire che tutto possa essere svolto, ma che venga svolto nella massima e assoluta sicurezza. Ed evidentemente anche per queste ragioni sarà un Palio in una nuova forma, in una nuova veste, pur mantenendo i contenuti e il legame con la tradizione. Saranno 2 giornate quest'anno, giorno 13 d'agosto, giorno 14 d'agosto. Vogliamo specificare un po' agli amici di Compro Siciliano? Il Palio dei Normanni è caratterizzato dalle 3 giornate tipiche, il 12, il 13 e il 14 d'agosto. Quest'anno in un'unica giornata, il 12 e il 13, in piano Piazza Cattedrale, e ci sarà la consegna delle armi e la consegna delle chiavi. La consegna delle chiavi da parte degli arabi dei saraceni al conte Ruggero, che come avete visto è un noto attore, Marco Basile, che ringraziamo ovviamente per voler anche lui aver accettato questa sfida quest'anno. La seconda giornata, la Quintana del Saraceno, la lotta vincente tra i 4 quartieri storici che si contenderanno il drappo e il vessillo appunto della Madonna. Il Palio dei Normanni è fortemente legato alla nostra tradizione mariana, alla nostra Santa Patrona Maria Santissima delle Vittorie, che festeggiamo il 15 di agosto. Sindaco, abbiamo visto poc'anzi anche da parte dell'artista, sì. Abbiamo visto l'opera che rappresenta proprio il vessillo, ed è Maurizio Tomasello. Assolutamente sì, il vessillo verrà consegnato direttamente dal sindaco, tra l'altro, al quartiere appunto che si aggiudicherà la gara, alla Quintana del Saraceno, al campo sportivo, e che resterà quindi ovviamente nei vari musei che ogni quartiere sta realizzando all'interno ovviamente delle proprie sedi, all'interno dei quartieri storici. Stiamo cercando ovviamente di dare maggiore senso e importanza anche alla nostra tradizione. Come vedete, non vogliamo fermare quello che è il racconto legato alla nostra storia, alla nostra arte, e noi saremo felici di raccontare la 65esima edizione del Palio dei Normanni. Grazie dottor Cammarata, grazie buon lavoro, grazie davvero. E noi abbiamo anche qui, lo abbiamo detto poc'anzi, anche l'artista che ha realizzato il vessillo, adesso lo diceva il primo cittadino, lo diceva anche l'assessore, abbiamo Maurizio Tomasello. Prima di chiamare però Maurizio Tomasello qui accanto a me, permettetemi di leggere qualche messaggio. Abbiamo Luigi Malerba, buongiorno. Fausta Intravaglia, buongiorno cara Fausta. Ida Stagnetta, buongiorno cara Catiusca. Ciao cara Ida, noi ieri abbiamo fatto una bellissima conversazione, nel frattempo arriva accanto a me Maurizio Tomasello, l'artista che ha realizzato l'opera. Abbiamo Ida che dice: buongiorno cara Catiusca, orgogliosa di voi, siete una squadra che dimostra che date valore, sono anche le persone giuste, cioè voi tutti di Io Compro Siciliano. Ida, siamo noi tutti
tutti noi. Pasquale Palazzolo, buone e felice vacanza a tutto il gruppo, non c'è dubbio, ce la faremo. Ciao caro Pasquale. Lo chef Fabio Mambo, buongiorno a tutti voi ed ancora anche saluti a Vincenzo Bruno. Grazie a tutti gli amici che stanno seguendo la nostra diretta. Dicevo poc'anzi, in orario un po' particolare, oggi è il nostro appuntamento ultimo di Io Compro Siciliano Live, ci fermeremo soltanto per qualche giorno e poi riprenderemo a settembre con la programmazione invernale, ma Io Compro Siciliano, partner ufficiale ed esclusivo della 65esima edizione del Palio dei Normanni a Piazza Armerina, giorno 13 e 14 d'agosto. Io ho qui, si continua a parlare di arte, si continua a parlare di arte. Abbiamo visto durante questa conferenza stampa che si è appena chiusa, abbiamo conosciuto Maurizio Tomasello, abbiamo scoperto questa opera che sarà il vessillo conteso dai 4 quartieri e che poi verrà esposto nel quartiere che vincerà la giostra del Saraceno. Vogliamo parlare un po' dell'opera? Sì, tranquillamente. Allora, trasformare nel 2020 in qualcosa di attuale non è facile. Io però volevo raccontare Piazza Armerina, penso di esserci riuscito nei colori del Bordone dell'Argento, volevo raccontare anche i 4 quartieri che si contenderanno questo drappo, questo premio, e quindi l'ho fatto attraverso i colori. E poi ho dato un po' una nota un po' moderna, ma la caratteristica principale, direi quasi il sintomo patognomonico di questo pezzo, è rappresentato dalla trasparenza del cappello della Madonna. Trasparenza che permette dietro, grazie al sistema di luci LED, di illuminare il drappo. Quindi mi ricorderanno per aver illuminato il drappo del palio di... Quindi come vedete continuiamo a dire che c'è questo carattere innovativo che è proprio legato a questo gioco di luce, sì. Questo gioco di luce in questa opera. Noi volevamo ringraziare il maestro Tomasello per la realizzazione dell'opera, volevamo come sempre dire portiamo avanti lei poc'anzi prima di iniziare la diretta parlando un po' mi diceva è importante portare avanti l'arte, la cultura. Devo dire maestro, fare vedere i fantastici artisti siciliani che purtroppo vengono un poco penalizzati da questa distanza notevole dai grossi centri come Venezia, Firenze, Milano, Torino, dove magari troverebbero ampio spazio e invece purtroppo devono viversi la loro realtà. Ma noi con Io Compro Siciliano, devo dire, in questo periodo particolare che è diventata una vera e propria opportunità, portiamo avanti l'identità della nostra Sicilia io in a tutti nome i suoi aspetti. Di tutti gli artisti siciliani, quindi grazie. Poi tu sei stata gentilissima, mi hai detto che mi annoverai tra i tuoi artisti e quindi mi fa veramente piacere. Grazie a noi tutti gli artisti, perché grazie a internet, grazie alla possibilità e grazie soprattutto a voi, riusciremo ad andare a finire in tutto il mondo, speriamo. Grazie, assolutamente così. Noi tra l'altro abbiamo proprio Ida Stagnetta, poc'anzi ha scritto nel nostro live, lei vive in Belgio, è di origine siciliana, proprio le sue origini tra l'altro sono proprio impiantate qui a Piazza Armerina, quindi siamo presenti anche nel mondo, devo dire con i nostri 250.000, anzi abbiamo superato anche questo traguardo, siamo andati oltre 250.000 amici che ci seguono e sono siciliani che vivono in Sicilia, in Italia, nel mondo, insomma per portare avanti veramente con grande forza quello che è il mondo legato alla qualità, all'identità e alla provenienza, che sono i 3 elementi base che diventano poi il nostro lifestyle, lo stile di vita di Io Compro Siciliano. Ho qui accanto a me maestro, sempre per parlare di arte e di artisti, perché sapete in questa edizione del Palio dei Normanni abbiamo detto c'è un nuovo modo di interpretare, c'è questa spettacolarizzazione in chiave teatral musicale
generale, e devo dirvi, noi siamo andati un po' a sbirciare nel dietro le quinte, questa sera saremo presenti alla prova generale, sapete, domani e dopodomani Io Compro Siciliano sarà presente perché è partner ufficiale ed esclusivo della comunicazione legata al palio. Abbiamo sbirciato, abbiamo visto dei costumi particolari e poi scenografie. Insomma, io ho qui accanto a me Pietro Rausa, che ha proprio curato la parte legata alle scenografie e ai costumi, e a lui vorrei chiedere un po' di informazioni. Vediamo se riusciamo a strappare anche qualche notizia in più da dare ai nostri amici. Innanzitutto non voglio svelare troppo perché creiamo questa sorta di suspense fino alla fine. Allora il lavoro è tanto e ci stiamo impegnando al massimo per creare al meglio le scenografie e sistemare i costumi che, a ricordo, sono stati acquistati un anno fa dal comune. Io sono stato anche lo stilista del palio, quindi ho disegnato abito per abito le figure principali del nostro palio, e come dicevate poco fa voi, l'arte non si ferma davanti a nulla, e quindi noi anche in situazioni di emergenza andiamo avanti e portando il nostro amore e la passione per il palio a testa alta. Assolutamente. Quindi... Pietro, almeno questo vediamo un po'. Anche qui tradizione si innesca all'innovazione? Assolutamente. Io tra l'altro ho anche fatto la tesi di laurea sul palio di Normandica, tradizione, storia ed innovazione, perché l'innovazione è la cosa fondamentale per mantenere le tradizioni salde e farle sviluppare, farle amare e soprattutto conoscere al mondo. Bravo, ne sono assolutamente convinta. Sì, no, prego Pietro. Quando io vado a pensare ad esempio dei costumi e una scenografia, bisogna sempre tener conto della parte storica, della tradizione e di cosa piace oggi alle persone, cosa le può attirare. Quindi innovare non significa distruggere il passato, ma migliorarlo. Assolutamente, una nuova chiave, e questo è quello che diciamo spesso. A volte è legato solo ai particolari. Sì, no, è vero, no, ma infatti una cosa, esatto, una cosa importante poi non stravolgere, ma saper adattare anche ai nuovi tempi, al nuovo periodo, e poi questa cosa di riuscire ad entrare in una comunicazione globale. Questo è assolutamente importante. Va bene, allora io vi ringrazio. Questa sera vivremo già i primi momenti di grande emozione durante la prova generale. Volevo ricordare ancora una volta ai nostri amici, giorno 13 abbiamo la rappresentazione, sarà possibile acquistare biglietti collegandosi al sito www.ctbox.it, questo per la serata del 13, ed anche per la serata del 14, quindi per la giostra del Saraceno potrete ancora acquistare sempre sullo stesso sito i biglietti. Fatelo, perché in questo modo aiutiamo l'arte, la tradizione e soprattutto la storia. Grazie per essere stati con noi, grazie. A questo punto siamo veramente alle ultime battute. Io non sono da sola naturalmente, perché io ho portato qui, anzi loro hanno portato me, a dire il vero, i grandi fondatori di Io Compro Siciliano. Loro sono per me veramente un grande punto di riferimento, così come per molti di voi, perché hanno saputo veramente creare, attraverso la loro grande esperienza, ognuno nel loro settore, questo lo dico sempre, ognuno con il loro bagaglio hanno saputo dare un grande valore a Io Compro Siciliano, ed è grazie ad ognuno di voi che stiamo portando avanti questo nostro brand, questo nostro nuovo modo di vivere e di interpretare ciò che è accanto a noi. Io chiamo qui accanto a me il mitico Francesco Caravello, Davide Morici, manca soltanto Giuseppe Giorgianni, che sta per arrivare. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, ma voi siete un po' emozionati come me? Io sono assolutamente. Non ho mai visto un insieme di persone che collaborano per un evento, in realtà non è un evento molto
particolarmente proprio, quindi è il territorio in purezza, tutte queste persone appassionatissime perché il palio si doveva fare in qualche maniera, doveva esserci, quindi si è fatto in modo assolutamente di realizzarlo e portarlo in scena. Poi quando si parla di identità, il palio, 65esima edizione, cioè parliamo di generazioni, quindi ci sono i nonni, ci sono i figli, ci sono i genitori, ci sono i bambini, tutti coinvolti da questo evento, che è uno dei grandi eventi della nostra regione siciliana. Per noi è un'esclusiva, ma da tutti i punti di vista, sia perché l'ha voluta il palio, quindi l'organizzazione e l'amministrazione, ma sia perché Io Compro Siciliano, proprio per la motivazione per cui ci hanno voluto, cioè proprio questo brand che porta avanti il nome della Sicilia e che unisce cultura, territorio, prodotti, produttori. Infatti parliamo con tutti perché è questo il nostro fine. Quindi bello, veramente emozionante. Questa mattina abbiamo voluto presenziare alla conferenza stampa per meglio entrare in quello che è il racconto e nel vivo di questo palio. Vi diciamo seguiteci perché racconteremo un po' quello che dicevano un po' tutti, quindi anche il racconto attraverso un ragazzo, una persona magari che ha vissuto tante edizioni, attraverso gli ospiti importanti, insomma, sì, sarà veramente un bellissimo raccontare sia live che attraverso le testimonianze, perché Io Compro Siciliano, mitico Francesco Caravello, noi raccontiamo la Sicilia vera. Assolutamente, mi piace raccontare la Sicilia a 360 gradi. Il palio fa parte di questo 360 gradi, appunto perché è io metterei 360 gradi, lo lasciamo noi, visto che a 360 è sicuro che è la totalità, noi vogliamo di più. Allora, voi dovete sapere, chiudiamo questo appuntamento, dovete sapere una cosa. Io Compro Siciliano è sicuramente, io dico sempre, non dico mai membri, voi lo sapete, non dico mai utenti, dico sempre amici. E quindi questa è una certezza. Noi 250.000 ed oltre siamo amici. Noi invece che lavoriamo spalla a spalla tutti i giorni, beh, direi che apparteniamo allo stesso nucleo familiare. Detto questo, che apparteniamo allo stesso nucleo familiare, posso permettermi anche di... Scusate, vicini. Allora, seguiteci un attimo, seguiteci, mi raccomando, in queste 2 giornate, perché sarà un bellissimo racconto che vi faremo. Io Compro Siciliano, partner ufficiale della 65esima edizione del Palio dei Normanni, poi con aperitivo social, con Io Compro Siciliano Live, Io Compro Siciliano Chef e tanti altri format nuovi che sono in lavorazione. Ripartiremo dal 1° di settembre, quindi mi raccomando, manderemo in replica le migliori puntate, quelle più emozionanti, quelle più belle da vedere, dove ci sono le gaffe, le cose. Quindi vi diciamo buone vacanze, buone festività e soprattutto vorrei dirvi, adesso ripetete con me, io compro siciliano, ci piace! Buone vacanze, grazie per essere stati con noi.